L'andamento del 22, dell'anno che stiamo chiudendo, è stato sicuramente positivo. Le ore lavorate sono aumentate, il numero degli operai è aumentato, il numero delle imprese ha tenuto. Siamo soddisfatti, credo che l'anno prossimo, con gli investimenti importanti derivanti dal settore dei lavori pubblici, questi dati verranno confermati, se non addirittura superati. Emerge che c'è una forte richiesta di manodopera, sia di tecnici che operai, e una grandissima difficoltà nel reperirli. Devo dire che però questa difficoltà non trova solo noi in questa situazione, ma trova anche tutto il settore, ad esempio del turismo. L'edilizia, come tutti i settori, si sta evolvendo. Le lavorazioni mutano, i materiali da utilizzare sono sempre più performanti, più particolari, con grande attenzione al loro utilizzo. Pertanto la manodopera deve essere anche una manodopera specializzata, più che specializzata, aperta a studiare, a guardare per esempio un tutorial di come si mette giù un determinato prodotto, oltre che, come sempre, tecnici che anche loro grandemente specializzati. Ormai il BIM è un sistema usuale per le imprese, al di là degli obblighi di legge. Oramai siamo tutti connessi e pertanto dobbiamo utilizzare sistemi tecnologici che ovviamente necessitano di una preparazione più spinta verso la tecnologia.